Su esoppa il palco e malora, noi problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben, e chi che ne vuol mal, noi che cantemo. Evviva! Evviva il nostro festival! Signori, buonasera! Buonasera signore e signori! E starete domandando chi che sono? Ma con la vostra fantasia che avete già intuito. Però per i più duri del comprendogno che dagano aiutini. Sono tutto nero, con le mie solite antennine, quindi sono... Aspetta, chi sono? Calimero. Ma no, cosa c'entra? Forse un merlo, ma no, non ho le ali. Ma chi sono? Grillo. Ah, grazie, ombra. Vestarete, ma come avrei capito, non sono un grillo qualunque. Parlo e quindi sono un grillo? Rompiscatole. Parlante. Vi starei domandando che faccio in la storia di Cenerentola. Appunto mi stavo domandando dove siamo. E poi cosa facciamo qua? Aspetta, deste conto. Oggi volevo parlarvi sta mia memoria, de sventola, pentola. Ma non so, di chi volevo parlarvi? De Cenerentola. Ah, grazie. Eccomi qua, la secca è buon odore, né troppo fresca né troppo madura, c'è giusto per dare una tagliata con un bicchiere di vino. Ma mi scusi, ma cosa fa lei qua in scena? Del V dovevo darga, altro che lei. Mi sono il principe delle Luganiche. Bon, questo lo abbiamo capito, ma cosa fa lei qua in scena? Non si garga che le fa tagliare la testa. Mi vado e vengo quando che voglio me, nessuno mi può dire cosa fare né cosa fare. Bon, ma là, cosa dici se andiamo là da parte a provare con la buona Luganica? No, dobbiamo andare avanti con la storia, dove ti va? Lo capivo, sta arrivando Cenerentola, dobbiamo levarsi da qua. Ah, lassù andiamo là da parte, tanto non ho cosa fare. Eccomi qua, Cenerentola in Megacciamà. E sapete perché? Una volta in casa era Camin che faceva tanta cenera, che ti andava sui capelli, sugli occhi, sui vestiti, insomma dappertutto. E mi ero l'addetto al fuoco, per questo Megacciamà così. Se dovessi nascere oggi, secondo me mi chiamassi Stuferentola, visto che avevamo le stufe, no? Ma che vi conto la vera storia? Quando ero piccia, mia madre è morta durante il parto e quel dismanigato di mio padre, neanche sotterrata mia madre, già se la fa con l'amica della defunta. Fossi stata una bellezza almeno, ma di tanta fame che aveva, se l'ha gaffata con quella brutta donna. Bella amica. Insomma, dove Maria? Una messa cantata e mia madre dismenticata in 2 o 4. Ma mia almeno posso dire di essere un figurino. Ma dovessi vedere le figlie di mio padre e quella brava amica di mia madre. Mare mia, che paura. Oh, ecco, guarda, adesso arriva Anastasia. Cenerentola rispondi. Costi vol. Sistemi bel così. Grattimi la gamba che mi becca. Sono sicura di non aver qualche pidoccio o carpusa. Ma come ti te permetti? Me lavo 3 volte al giorno con quei prodotti francesi. Con quel cagnetto spelacchiato che ti te porti sempre drio non sarebbe strano. Sempre meglio che quel tuo gatto nero che ti gira intorno. E il mio Lucifero sempre lavato e profumato, sa? Sappi che ieri ero nell'istituto di bellezza. Vedendo te oggi vado a mandare i soldi in drio. E il mega anche depilato. Ah, e anche il tosa erba. Genoveffa vieni. Cosa sei? Te che rosicato un ragno? Peso, Cenerentola mi ha detto che quei pidocci e le carpuse. Per punizione stasera in letto senza cena. Mamma vieni. Mai un attimo di pausa in sta casa. Cenerentola, va a vedersi dal posto. Anastasia, cosa sta nata in sta maniera? Cenerentola mi ha detto che quei pidocci e le carpuse. Sia superiore, era una carpussa ed è sicuro la gavarei pedozzi. Vedemo, questo cos'è? Una lettera del principe. E il principe? Cosa volerà mai il principe da noi? Dai, leggi. Ragazze, stasera siamo metà di quella sua vilazza in quella festa. Ma stasera c'è Beautiful in televisione. No, mi voglio guardare Grande Fratello. Mi guardassi National Geographic.
Ti non ti guardi niente, la televisione c'è solo nostra. Finilla, questa sera potessi cambiare la nostra vita, potessimo diventare ricche, ricchissime. Guarda, poi tutte le ragazze in età di sposarsi. E siamo noi, eh? Sì, mi sono pronta per sposarmi. Aspetta, quindi posso venire anche a me? Già la vedo, vostra altezza e il métier la scopa. Finilla, andiamo a prepararsi, manicure, pedicure, shampoo, vestiti eleganti. Prepararsi, restaurarsele dovessi, altro che. E mi di nuovo niente. Che bella vita, che go, vero? Come potessi andare alla festa anche a me? In ste strade sicuro, no? Ma se stessi ancora le fate una volta. Ma forse se provo a chiamare il numero magico qualcheduna lavora ancora. Pronto? Pronto, sì. Se forse ancora in giro fate. Ma no, vendi tarate. Fate. Come? Non sei fate disponibili. Gave altro. Streghe. Ma no, seghe. Cosa faccio per una sega? Streghe. Bom, ala, in mancanza di altro. Come? La gavesa spedita. Che veloci. Speriamo ben. Qualche donna da chiamato? In realtà volevo una fatta, ma in mancanza dei colombi. Una fatta? Quelle bambolette ridicole coi boccoli con i vestiti coi veli. Ma no, quelle sei impegnata a fare le letterine, le veline, le miss. E ti di dove ti vieni? Ma hai sentito della strega di Biancaneve? Ora posso che ho sentito parlare della. Volem per merenda, pranzo e cena. Sì, ma posso anche farti sbucare brufoli enormi sul muso, farti inveciare in pochi secondi, farti girare la testa al contrario. No, mi volevo qualcosa di più positivo. Qualcosa che mi cambi la vita. Ti vuoi che ti spedisci in inferno? Ma no, mandami in paradiso invece. Per quello non sono attrezzata, ma so che ti devi morire. E quel posso farlo. Che metodo ti preferisci? Impiccagione, ictus, trauma cranico? No, non se che avevamo capito bene. Per me il paradiso è la villa del principe, dove questa sera c'è la festa. Quindi fa una delle tue magie per darmi il vestito più bel che ti ga. Aspetta, quelle robe non dovevamo fare neanche con quei nanetti. Biancaneve aveva lavoro con loro, ti dico mi. I nanetti, ti li ha conosciuti? Che coccoli! Altro che 7 nanerotoli, 7 pesti. E il più pesante era Brontolo. Pesante? Cosa così grasso gli era? Ma che grasso, era il più pesante da sopportare. Così tanto che un giorno ho deciso di riunirli tutti e di cambiargli nome. E Brontolo come ti lo va chiamato? Ehi, ma no, questa è cattiva e non si disi. E altri? Stessa roba. Eolo, per esempio, è il nome del dio del vento, faceva delle tali puzzette che robe che ti mori. E lo avevamo ribattezzato in Puzzolo. Mamolo, ogni sera quando veniva a casa del lavoro si faceva fuori un intero vaso di Nutella e che sbucava pieno di brufoli sul viso. E lo avevamo chiamato Brufolo. E gli altri 4? Ti vuoi sapere troppe robe? Ma dai, ti mi stai regalando qualcosa che non provo da tempo. Regalando, mi non faccio regali. E sì, invece, ti mi stai regalando allegria, che in sta casa manca de anni. Contime de Gongolo. Gongolo, come ti sai, era il più narciso di tutti. Come se la tirava con il vestito con 1000 tondi colorati solo per non passare inosservato. E lo gacciamado. Aspetta che indovino. Elegantolo. No, coriandolo. E invece Cucciolo? Quello era il più piccio di tutti, e lo calpestava e ti dovevi sentire come si lamentava e lo gacciamado Rantolo e che non parliamo dopo del dotto, quel che mi sa tutto e si era beccato il nome del rompiscatolo. E resta Pisolo. Quello aveva sempre sonno e a volte si lamentava durante la cena e gli cascava la testa in del piatto e lo gacciamado Sbrodolo. Però tutto questo non scrivi in te libri e la gente non sa. Sì, ma ti dico che conoscevo ben quella strana famiglia. Ma perché era così picci? Perché si nati dei Paesi Bassi, no? Ah, ma cosa per vero così picci era? Così picci che i capelli spezzati pie. E il lavoro ancora in miniera? Ma no, ma si è passato anni, sei in pensione adesso. Ah, e Biancaneve come la sei? Come la sei? Come la iera, ti volevi dire. Con i suoi problemi di memoria che si ritrova, le aspetta ancora il principe azzurro quella. A proposito dei principi, ti che tipo il tutto, o quasi, ti devi farmi una delle tue magie?
Che posso andare alla festa di stasera? Senti Piccia, siccome non mandare del diavolo di andare in chiesa, non sono una fatami. Penso che ti ho sbagliato il numero del telefono. Se ti servi robe spiacevoli, sgradevoli, sono qua. Per il resto, no. Adesso devo andare che mi ha chiamato e deve fare una maledizione al principe azzurro. Al principe azzurro, proprio lui! Sì, a lui. Ormai con i problemi di memoria, pieni di reumi, la gamba destra andata, vado a dare un tiro col suo bastone, così che gli casca anche la sinistra. Ma no, povero principe, invece quel suo bel cavallo bianco che fine ha fatto? E cosa sono i uffici informazione? Non so, l'ultima volta che l'ho visto gli era legato davanti bugiotto al macellaio. Ah, povera Cenerentola, non so cosa che la si aspettava di una strega. E infatti l'ha dovuto insistere e farsi mandare una fata. Oh Luganica, mia Luganica, che esiste crodiche che mi stai inseguendo? Ma forse siamo più vicine. Ma che troppo vicine, dovremmo farsi notare di subito, così stasera con i vestiti più bei sarà più facile. Più facile cosa? Che Vesegli come moglie. A chi? A Ela? E non perché mi... Ma per me va bene qualsiasi di voi due, una nagna in meno in casa. Basta voi, nessuno mi può seguire senza il mio permesso. Oh principe, potremmo seguirti per tutto il dopo pranzo. Ma no, doveva prepararsi! Sta zitta che parla il principe, un mese di preparativi a ti non ti salva. Ma mamma! Me la gode pensare. Ah, non potete! Dove erano rimasti? Stiamo parlando stiamo parlando del fatto che gli aiuta Cenerentola. Ah sì, mi conoscevo uno in quella vecchia storia con quel burattino del legno, come si chiamava? Tipo Pidocchio, Finocchio, ma qualcosa del genere. Infatti, ma sì, ti gara John, ma quella fatta la devi avere veri poteri se l'ha fatta diventare un tocco di legno in un viol in carne e ossa. Sì, ma sì. Ma come la si chiamava? Mamma mia, sta maledetta memoria, tipo sventola, pentola, ma non so, qualcosa del genere. Fossi fatta tacchina, strachina, come la si chiamava? Come farò a chiamarla? Eccomi mio caro grilletto. Grilletto, mi, sono un grillo serio e rispettoso, è il famoso grillo parlante. E lei chi la sarebbe? Mi sono il fatto turchino. Chi? Mai sentito nominare? Ed era fatto turchino invece... È ovvio, stiamo giusto parlando della. Ecco, quella è mia moglie, ma nessuno si ricorda di me, anche se senza di me poca roba l'avessi fatta in tutta la vita che quell'altra. Ecco, vi spiego, ogni volta che si nominava la fatta turchina, che si impizzava il campanello, ma pigra come che la sé, l'ha fatto solo forward, e il campanello mi toccava a me, e mi toccavano a vedere cosa che nasce. Ah, boh, povera anche anche lei Sciani, dopo con tutta quella storia di quel Finocchio là. Che finocchio! Ma il tocco del legno che è diventato fiole in carne e ossa e se le beccava di tutti e l'avanti cercava di salvarlo. Ma per lei di Pinocchio? Certo. Ah sì, anche quella mi ha fatto perdere anni della vita. A ti! A me, anche là era la sega per gli applausi e la gloria, ma tutto era sporco, l'ho fatto a me. Ah, ste donne! E comunque per quella piccia vostra doveva fare qualcosa che la vada alla festa del principe. Beh, andate da fare allora! Mi dispiace, mi non posso fare niente, mi sono specializzato in burattini di legno. Cenerentola è una persona in carne e ossi. Ma dimmi una roba, ma ti turchina non voleva mai fare veri e no quei burattini là? Eh sì, in verità la tentazione la avevamo. Veramente? Con una madre surrogata che si adesso tanto in? Sì, però l'unica che ne avesse fatto il favore era la principessa Azzurra, sorella del principe Azzurro. E perché non lo aveva fatto? Abbiamo rinunciato all'ultimo. E perché? Perché da una principessa Azzurra un fatto turchino poteva nascere solo che Puffi. Ti ha ragione anche te, sì. Ma ascoltami un poco, chi potessi chiamare per aiutare quella piccola? Ma dovesse essere una mia collega che la sarebbe adatta per queste robe. Anche ella con gli anni un po' in là e ha un po' di problemi di memoria di sempre. Ma penso che qualcosa la potrà ancora fare. Vado? L'ha già un poco smemorata allora. Sì, e infatti la si chiama fatta smemorina. Vado e te la mando. Ah, io ho paura.
Ah, ste donne, allora giusto su un optional. Mica qua che ha telefonato alla bella addormentata nel frattempo per un aiuto con Cenerentola. Ma non la si casveglia che si è rotto il campanello. E questo ne giustifica. Ma sta fatta smemorina che doveva essere qua mezz'ora fa. Ma quanto son belli, Come il culo del fedele. ma quanto son forte, Anche più delle morte. ma quanto sono intelligente. Non stiamo a esagerare adesso, perché tutto quel che mi viene in testa che fa si rima con intelligente c'è tutto all'incontrario. Si fa! Oh sì, vieni, era ora. Perché? Che ora sei? Sempre troppo tardi. La festa è tra 2 ore e quando si è fatto niente. Ti sono pronta? Prontissima. Ma ho dimenticato perché sono qua. In poche parole hai fatto turchino. Fatto turchino. Ah, adesso mi viene in mente. Dovevo andare di sua moglie. No, ti devi preparare subito un bellissimo vestito a Cenerentola per la festa di stasera. Per chi? Cenerentola! Mai sentito nominare. Non c'entra, ti devi aiutare. Ma io non sono una sarta. Ho sentito di parlare pentola, sventola, ma di Cenerentola mai. Sei tua moglie? No, io sono un'amica. L'amichetta, grillo mio, tutto serio di parlare e invece l'amichetta. Costi parli, mi non te lo capisci niente. Ti sa fare sto vestito, sì o no? Buon, facciamo sto vestito, passiamo aghi, fili e stoffa. Queste robe non le go. E ti? No. Un po' male. Andiamo a sta Cenerentola che devo c'ho le misure. Ho sentito che qualche dume chiama. Ma come la si trova in casa, Ela? Una fatta sa fare questo e altro. Una fatta? Esiste ancora al giorno d'oggi? Siamo vecchie e decrepite, ma siamo qua. Boh, e perché sono qua? Perché sono qua? Ah, ti serve un vestito per stasera? E ti carafatina ti lo sapessi fare? Se sono qua vuol dire che sì. Oh, ho dimenticato le parole. Ah, bibidi bobidi bu, fatto turchino, pensaci tu. Eccomi qua, porto la corona per farti sembrare una principessa. Ok, corona c'è qua, ma ne manca qualcosa? Il vestito. E bibidi bobidi bu, streghe che mi da pensaci tu. Ma come vi permettete di domandarmi di fare opere buone? Mi faccio solo cattiverie. Dai, Gramilda, sta zitta e vieni qua. Ti gasta vestito o no? Che l'ho rubato Biancaneve. In strazia la incontrerà il principe. Dai, su dai. Ma cosa è sta roba? Una minicona col topo abbinato. Costi pensavi che se porta ancora quei vestiti dei pizzo lunghi fino a partera che coversi tutto e che se balla al valzer alle feste. E smemorina, passare quei tempi. Oggi chi meno va indosso, meglio se per sudare ballando la zumba, il hip hop, la lap dance. Che tempi tristi, bom Cenerentola vado drio e cambite, ma ne manca qualcosa. Ma sì, non la può andare alla festa in papuze, voi quelle giuste. Però cosa? Se Cenerentola non la va via prima di mezzanotte, le scarpette si trasformano in stivaloni. Bisogna ricordarle di dire. Sì, mi ricorderò mi. Ma dove sei questo? Cenerentola! Arrivo un attimo! Eccomi, scusami. Cosa vuoi fare? Bellissima! Splendida. Grazie. E adesso bibiti bobiti bi, dalla finestra, affacciati te. Questo se nuova. Wow, una Ferrari per me. Ovvio che sei per te, ti puoi partire. Ma non ti dovevi dire qualcosa? Ah sì, ricordati legate la cintura. Ma non questo, è il fatto. È fatto che non fare le robe che mie ti non facessimo. Anche quello, ma la mezzanotte? Mezzanotte mi dorme e sono usate ore. Ma Cenerentola devi tornare prima. Ah sì, ti devi tornare prima delle mezzanotte, se no l'incantesimo svanirà. Me lo ricorderò. Grazie a tutti e tre. Ciao.
così Cenerentola finalmente arrivata in sala tribana, tutti la guardavano di quanto che lei era bella e il principe si innamorò in un attimo. Le sorellastre e la matrigna, robe che le ciappi un infarto. Il ha dovuto buttarle fuori dalla sala come che le si messo il cigarro e la matrigna ha anche cascato in svenimento. Il ha ballato tutta la sera, fino a che alla mezzanotte Cenerentola ha scampato via lasciando tutti senza parole. Però vedrà su che guarda la continuazione. E grido, aspetta! Oh mamma mia, non posso credere. Che emozione. Cenerentola, ho ballato tutta la notte col principe. Oh mamma mia, buona. Adesso vedo che ho perso una scarpa. Cosa mi invento con fatta smemorina? Ciao Cenerentola, vedo che ti sei divertita stasera. Oh sì, era bellissimo, grazie ancora. Ok, fatta smemoruccia, smemorata. Orco, non mi ricordo come ci chiamiamo. Smemorina, appunto, la fatta smemorina, va via. Intanto toglimi le scarpette che mi servi. Ecco, ti vedi che avevo un problema. Che problema? Ecco, ti vedi qua solo una scarpetta. Vedo, fino a 2 so contare. E altra? E l'ha persa correndo via. Boh, con la torna ciamime. La scarpa, la torna, sola. Ti non preoccupate, la torna. Dove sei quella? Mi tocca andare in giro con questo scalpo puzzolente e cercarla. Oh, Watson, e come ti permetti di entrare in casa mia senza né bussare alla porta né suonare il campanello? Mi sono il principe delle Luganighe e mi posso tutto. Adesso ti stai zitto e ti provi questo scalpo puzzolente. Mi non provo un bel niente con quei modi che ti dà. La scarpa so che è casa mia e la spuzza perché prima di me l'aveva buttata chissà quante. Ma come ti permetti di parlare così? Quando ti dirai mia moglie ti vedrà che bastonate che ti ciappi. Tua moglie? Ma cosa ti dega fumato? Troppo fumo di quelle tue luganiche fumigate. Non diventerò mai tua moglie, io resto sola. E solo ti resterà perché vado a dire a tutta questa che ti galla la lingua lunga e che ti spuzza le gambe. Ma vai fuori da casa mia, antipatico! Antipatica! Ah, povera Cenerentola, che delusione. Ma ella le si è fatta così, anima nobile, semplice e onesta. Boh, Sposare quel principe la Gavi si è fatta diventare ricca, sì, ma condannata a una vita d'inferno. non sempre le storie finiscono come volessimo, ma è lieto fine se, pensando al vecchio proverbio, meglio soli che mal accompagnati, no?